La proposta di reintrodurre l'addizionale IRPEF per il completamento della Pedemontana ha sollevato un vespaio di polemiche. Il piano del presidente della regione Luca Zaia allo scopo di superare la situazione di paralisi finanziaria che stava compromettendo il completamento della superstrada. Gli industriali trevigiani, rappresentati dalla presidente Maria Cristina Piovesana, si sono espressi a sostegno dell'iniziativa regionale, pur sottolineando come un incremento della pressione fiscale, che si spera temporaneo, risulti certamente impegnativo per i cittadini già alle prese con un carico impositivo tra i più alti del mondo. Contro il piano Zaia, fra gli altri, c'è anche il Movimento 5 Stelle. Il parlamentare bellunese pentastellato Federico D'Inca sostiene che dietro la richiesta dell'addizionale IRPEF sembrano nascondersi ben altre difficoltà di bilancio della Regione Veneto. La Pedemontana, dice D'Inca, è lo specchietto per le allodole per alzare le tasse ai veneti e coprire i buchi di bilancio di una gestione deficitaria che ha visto Zaia e la Lega comandare per troppi anni una regione che ha bisogno invece di un nuovo piano di programmazione a partire dalla sanità e di una politica che pensi alle cose da fare e non alle forbici per tagliare i nastri. La Pedemontana sarà il centro della puntata di questa sera di 20:10. In studio per l'approfondimento in diretta il presidente Luca Zaia, che questa sera si sottoporrà al fuoco di fila delle domande di Ferdinando Avarino subito dopo l'edizione del TG di Treviso. Per saperne di più, appuntamento questa sera a 20:10.